Dalla digitalizzazione dell'INPS alle nuove modalità di adesione al fondo credito. Si è parlato di questo all'incontro formativo organizzato da FNP CISL Veneto al Novotel di Mestre. Riflettori puntati non solo sulle criticità legate ai nuovi sistemi digitali, ma anche sulle modalità con cui i cittadini possono reperire le informazioni necessarie per completare le pratiche e poter usufruire dei cosiddetti diritti inespressi, spesso poco conosciuti dai pensionati. Qual è lo scopo che abbiamo qua oggi attraverso anche un nostro Dipartimento Previdenza? È di fornire tutte quelle informazioni utili ai nostri pensionati, ma soprattutto a chi fa consulenza, ed essere di supporto rispetto a tutta questa grande evoluzione. Quindi aiutarli ad accompagnare i nostri pensionati e ad essere loro stesso, quindi i nostri operatori, i nostri volontari, professionisti nel dare informazioni. Come detto, FNP CISL offre supporto concreto agli anziani rispetto alle ultime novità, ma per farlo è necessario istruire maggiormente gli operatori affinché possano gestire al meglio tutti i dubbi e le perplessità dei cittadini. Noi come staff di formazione insieme alla segreteria regionale abbiamo pensato a un programma di formazione per i nostri operatori che vada ad aumentare le competenze e dare nuove conoscenze ai nostri operatori, appunto affinché possano essere sempre più vicini ai nostri iscritti innanzitutto, ma anche a chi ha bisogno di servizi che si rivolge a noi. Ma non è tutto. FNP ha in serbo una serie di giornate formative che tratteranno diversi argomenti di pubblico interesse, tra questi i temi dell'invalidità civile e il cosiddetto fondo credito, rivolto agli ex dipendenti pubblici, che permette di avere servizi di welfare versando lo 0,15% della propria pensione. Quello che viene accumulato in questo fondo sono circa 500 milioni di euro l'anno, permette anche ai pensionati di poter accedere a prestazioni che riguardano la cosiddetta terza età. Le prestazioni principali che noi consideriamo sono long term care e on care premium, che sono due prestazioni che riguardano la condizione, chiamiamola così, di disabilità, di difficoltà che i pensionati hanno quando superano una certa età. Per cui opereremo in questo senso come Federazione dei Pensionati del Veneto per creare strutture che siano in grado di dare le soluzioni alle persone che a noi si rivolgono, sia per riscriversi a questo fondo credito, sia per poter accedere alle prestazioni che ne derivano.